Tra le nude rocce granitiche del massiccio arburese, sul versante ovest, verso Montevecchio, un tempo vi era una sorgente da cui sgorgava acqua cristallina, che saltellando di sasso in sasso percorreva il ventre rugoso della valle. Si divideva in piccoli rigagnoli e penetrava nei solchi profondi della vecchia montagna, scomparendo come per incanto. Poco più sotto riemergeva formando un ruscello che arrivava al bordo della strada sterrata, dove una conca naturale di granito rosa lo imbrigliava e lo accoglieva in una pozza, dove ci si poteva specchiare per la limpidezza del fondo. L'acqua non ristagnava perché il flusso era continuo e le 1000 goccioline che si formavano nella caduta scendevano e risalivano come palline inafferrabili, ridenti e irrequiete. Il sito era considerato quasi un luogo sacro. Era l'oasi dei viandanti che vi trovavano ristoro e riposo al rientro dalla campagna o dalla miniera. Appoggiato sullo spuntone della roccia granulata stava un pezzo di sughero fatto a mo' di scodella, utilizzato da chiunque volesse bere. Tutti poi lo rimettevano al suo posto per i prossimi assetati. Accanto alla pozza vi era una quercia centenaria, testimone di un querceto diventato rado, che con la sua chioma offriva ombra d'estate e riparo dalla pioggia d'inverno. La chiamavano San Matte Sagallella, perché soprattutto nei mesi estivi chi si fermava per riposare veniva preso da uno strano torpore, appagante e piacevole, che invitava a dormire. Riprendere il cammino era un atto di grande volontà. Si racconta che le sciolte dei minatori avessero una specie di codice morale. Per evitare ingorghi e affollamenti, chi arrivava per primo doveva lasciare libero il posto al gruppo che seguiva. Scambi di cortesia e di saluti. Gli ultimi ad arrivare erano quelli del cantiere di Sant'Antonio, che una volta seduti stavano più a lungo, tranquilli, a chiacchierare e raccontare i fatti del giorno. Qualcuno, appoggiato al poderoso tronco della quercia, faceva un pisolino col berretto calato sugli occhi. Per anni San Matte Sagallella vide alternarsi uomini, donne e bambini che seguivano gli adulti nel lavoro. Ascoltò gioie e dolori, desideri e delusioni, sospiri e lamenti. E a tutti offrì gratuitamente riparo e riposo. Il progresso mise fine a questa sosta, perché arrivarono i camion a cassone e poi i pullman per gli operai. Le donne e i bambini non trovarono più lavoro in miniera e il chiacchierio giornaliero cessò. Solo i cinghiali, grufolando nell'umido terreno, si strofinavano sul ruvido tronco della quercia e i cervi venivano a bere indisturbati. Un giorno un tale ridusse il grande albero in tronchetti, truccioli e fascine. Una trovata della scienza, una motosega. In breve tempo cancellò ogni traccia della quercia antica. San Matte Sagallella, oggi, è solo un ricordo.